Ed entrano in pista anche i ragazzi materani, quindi è davvero tutto pronto per questo inizio di match tra, lo ricordiamo, la New Coroller Matera e l'Hockey Sarzana, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A2 Girone B, stagione sportiva 2025-2026. Ingresso in pista degli atleti materani con i giovani hockeyisti della città dei Sassi. È ormai tutto pronto per l'inizio del match, un inizio che è slittato di circa 15 minuti, ritardo dovuto al tempo perso per il riconoscimento degli atleti, visto che comunque fino a quasi le 18 questa struttura è stata interessata da un altro incontro, nello specifico di calcio a 5 di una formazione materana, quindi c'è stata una concomitanza quasi tra la fine del match del club di calcio a 5 e l'incontro di hockey di Serie A2, quindi un ritardo dovuto a questa circostanza, ma ormai è tutto pronto e i giocatori sono altrettanto pronti per iniziare il match.
la foto di rito per quanto riguarda la formazione di casa, con tutti i giocatori, compresa la dirigenza e la presidente Mariella Peralta. Vediamo il Sarzana che è pronto a battere il pallino di inizio match con Vanello, il numero 9. E inizia ufficialmente questa gara. Tiro di Perroni dalla distanza, nulla di fatto. Primo possesso di palla del Matera con il capitano per giudice Bordanove, il capitano Piozzini dietro la porta, difesa da Perroni, nulla di fatto. Riparte il Sarzana con il numero 5 in volata, servizio al centro dove non prende il pallino il numero 38. Ancora Matera con un appoggio di Santeramo per giudice, evita un avversario, non il secondo, quindi si riparte con Andrea Perroni, ma è ancora Matera. Sciupata questa occasione dal giudice, quindi 5 rispogliati, l'ex di turno che fa ripartire su servizio lungo dove non c'è nessuno e Santeramo recupera la sfera. Ancora Matera con Piozzini per giudice, ma troppo lungo, e quindi si riparte con il Sarzana in una nuova azione di attacco con Pistelli, capitano. Servizio per il numero 9, viene bloccato e Piozzini imposta nuovamente per il Matera, serve Santeramo. Bordanove, giudice per Santeramo, ancora giudice Bordanove, giudice, poco spazio, quindi il Matera fa giro palla a Bordanove dalla distanza, tiro smorzato dal giocatore del Sarzana da rispogliati, e quindi il Sarzana prova a allestire una nuova azione d'attacco. Vediamo con il numero 46 Andrea Perroni dove non c'è nessuno, Santeramo. Per giudice ancora Santeramo, ancora una risposta di passaggi con giudice dove non viene intercettato il passaggio di giudice, quindi si riparte con Perroni. Servizio per Pistelli blocca tutto Piozzini, però lancia dove non arriva il suo compagno Bordanove, e quindi si riparte con Perroni. Partita di studio.
recupera la sfera il Matera con il numero 7 Giudice, poi passaggio per Santeramo, ancora Giudice, Bordanove all'indietro per Santeramo. Santeramo che è un esperto nei tiri dalla distanza, vediamo cosa farà Santeramo. 4 minuti sono già passati dall'inizio del match, 0-0 il risultato, fischio dell'arbitro. Pistelli, Perroni, tiro di Perroni che viene intercettato da Piozzini e si riparte con la Newco dall'altra parte, dalla parte di Perroni. Alessio, il numero 1 del club ligure, ma questa volta è Bordanove che serve Giudice, fermato il suo tentativo di passaggio per Piozzini. E c'è il fischio dell'arbitro. C'è Piozzini che serve Santeramo all'indietro per Giudice. Santeramo, Giudice, Santeramo, servizio per Piozzini, troppo lungo, non arriva, e c'è il pronto recupero del Sarzana. Servizio lungo per il capitano, il numero 18, all'indietro però per Perroni. Fischio dell'arbitro, quindi troppo tempo prima di tirare. Hanno mantenuto il pallino i giocatori del Sarzana. Si riparte con passaggio di Santeramo per Bordanove, ma l'arbitro fischia e segnala il punto giusto della battuta. Quindi Santeramo per Piozzini. Santeramo, Piozzini dietro la porta difesa da Perroni per Santeramo, non trova spazi e quindi serve Giudice. Piozzini, Giudice, Piozzini viene intercettato da un giocatore del Sarzana. Attenzione, non sfrutta a dovere Vanello questo sbaglio della formazione materana e quindi viene intercettato dal portiere. E poi c'è la risposta dall'altro lato di Giudice con un gol di ottima fattura per il vantaggio del club di casa. Quindi al sesto del primo tempo Giudice porta in vantaggio la formazione di casa con un gol molto bello. Vedremo quale sarà la risposta del club ospite, che da una possibile azione di attacco è passato a subire il gol dell'1-0 dello svantaggio. Ancora Matera con il Giudice per Piozzini. Cerca il gol, cerca il raddoppio, ma è attento Alessio Perroni. Luca Santeramo. Tiro dalla distanza, respinta di Perroni. E come dicevamo prima, Santeramo è avvezzo a dei tiri dalla lunga distanza che spesso sono stati anche letali per i portieri avversari.
intercetto di Santeramo, anzi di Giudice per Santeramo, appunto. Servizio per Piozzini, Santeramo vede Bordanove, lo serve, pallino all'indietro per Santeramo, passano avversario e serve Piozzini. Santeramo, Giudice, Santeramo, Giudice, Piozzini, scambio con Giudice, gioco veloce quello della Roller Matera, ma viene poi intercettato e quindi il Sarzana riparte. Duello tra Vanello e Santeramo, alla meglio il Sarzana, e in questo istante viene fischiato un fallo di Piozzini su Rispogliati ed è il primo fallo di squadra del club di casa. 0 ancora quelli del Sarzana. Peroni, (17:24) ancora da giocare questo primo tempo. Si asciuga la pista. Riprende il gioco, intercetta Giudice per Piozzini, Piozzini, traversa di Piozzini, sfortunato in questa circostanza, ma è ancora Matera con Giudice al centro, difesa del Sarzana respinge. Quindi occasione per il raddoppio con Piozzini che ha colpito in pieno la traversa, quindi 2-0 per il club di casa sfiorato, e mentre in questo istante il tecnico Beretta ha chiesto il time out dopo circa 10 minuti dall'inizio del match, probabilmente in virtù anche dello svantaggio è intenzionato a dare ai suoi ragazzi le giuste indicazioni per affrontare al meglio questo incontro, il proseguo di questo incontro. Entra nelle fila materane Michele Ferrara e anche Gadaleta. Si riparte, quindi Antezza ha fatto uscire Bordanove e Santeramo, ed è proprio Ferrara, servito da Giudice, che sfiora il pallino davanti alla porta difesa da Perroni. Insidia per il portiere ospite. Gadaleta, Ferrara, Giudice, Piozzini, sbaglia il passaggio per Giudice, si riparte con l'avanzata di Rispogliati, bloccato da Gadaleta, e poi c'è Ferrara, servizio per Gadaleta, tiro di Gadaleta bloccato da un giocatore ospite, e quindi si riparte con il numero 18 Pistelli all'indietro per Rispogliati, tiro di quest'ultimo senza nessuna pretesa, quindi si riparte con Ferrara, Gadaleta, Giudice,
Piozzini, Ferrara, Gadaleta per Ferrara, giocatore che è cresciuto proprio qui a Materano Doc, è cresciuto hockeyisticamente proprio a Matera, quindi un elemento importante, frutto del vivaio del club lucano. Trova adesso ancora lui, Ferrara, dalla lunga distanza, bloccato da Alessio Perroni. Giudice, servizio per Ferrara, al quale mister Antezza dà molta fiducia. Giudice, Ferrara, prova il servizio per Giudice, intercettato da Rispogliati, cerca il servizio per Perroni, non ci riesce, ma è ancora possesso di sfera per il Sarzana con Rispogliati, che viene fermato da Piozzini, che riparte velocissimo e va anche al tiro, bloccato da Alessio Perroni. Ancora Rispogliati dall'altro lato per Andrea Perroni, fermato da Giudice, poi il capitano Pistelli, fermato da Ferrara, avanza il giocatore materano, evita l'avversario, va al tiro, viene respinto da Alessio Perroni, ma è ancora Giudice, il servizio per Piozzini, all'indietro per Gadaleta, Piozzini, Gadaleta, un po' più arretrato, servizio per Ferrara, Gadaleta, pallino recuperato dal capitano ospite, ma Ferrara ci mette una pezza, però attenzione, nuova azione offensiva del Sarzana con Andreani, pallino di poco alto sulla traversa. E tenta ancora una volta il Sarzana, nulla di fatto. Piozzini, Ferrara per Giudice, Gadaleta, Giudice, Gadaleta, supera un avversario e serve Piozzini al centro per Gadaleta, non arriva al momento opportuno e quindi il suo tiro viene smorzato dalla difesa ospite, ma è ancora il Matera con Piozzini per Ferrara. Fischio dell'arbitro. Sarzana recupera la sfera e il capitano non riesce ad evitare Gadaleta, però poi pallino all'indietro, fermato tutto da numero 36 del Matera, Corrado, altro giocatore materano doc. Servizio per Piozzini che va al tiro, viene fermato dal portiere Alessio Perroni, e ancora Piozzini però che serve Corrado, va al tiro, non sorprende il numero 1 ospite. Adesso dall'altro lato c'è il Sarzana con il suo capitano che serve al centro dell'area materana, dove c'è soltanto Ferrara che recupera la sfera e rimposta una nuova azione offensiva per i propri compagni, con Piozzini, Gadaleta, Ferrara, evita un avversario, avanza, serve Corrado, non aggancia questo passaggio, quindi c'è la ripartenza del Sarzana con Vanello per il capitano Pistelli. Vanello va al tiro, fuori bersaglio, si riparte con il Matera e Piozzini che ha davanti a sé un avversario, si gira e prende nuovamente un legno, sfortunato in questa occasione come quella dell'ottavo minuto.
traversa in quell'occasione, adesso il palo. Quindi un palo per Piozzini e una traversa. I Legni stanno evitando il gol ai Materani e anzi a Piozzini nello specifico. Pistelli, 10 ancora da giocare in questo primo tempo. 1-0 per il club di casa, così come anche 1-0 il conto dei falli a sfavore in questo caso della formazione materana. Attenzione, c'è il tiro di Perroni, viene bloccato da Marinon e si riparte con Corrado, servizio per Gadaleta, Ferrara, Gadaleta, bloccato da Pistelli, poi c'è Perroni, Vanello, lunga per Perroni, ma ci arriva Pistelli che viene disturbato da Ferrara, mantiene la sfera Pistelli, serve dall'altro lato Vanello, il cui tiro termina alto e arriva la richiesta di time out, questa volta dalla panchina materana. Forse mister Antezza deve dare sue indicazioni importanti, perché ha visto qualche, un'avanzata negli ultimi minuti del Sarzana verso la porta difesa da Marinon, e quindi vuole evitare il ritorno degli ospiti e anzi spiegare, spingere i propri atleti a cercare il raddoppio che è stato sfiorato appunto in 2 occasioni da Piozzini, all'8º quando la traversa ha evitato al capitano materano la gioia del gol, e poi al 14º, in questo caso è stato invece il palo che ha evitato il gol di Piozzini. A portiere battuto si è stampato il pallino alla sinistra della porta difesa da Perroni, quindi doppia chance per il Matera sfortunata, però fino ad ora il Sarzana sta comunque tenendo bene il campo, la pista sta cercando in tutti i modi di poter raggiungere il pareggio. Vediamo adesso con Vanello, viene bloccato, si riparte con Corrado, servizio per il numero 66 Bordanove, Corrado ancora lui, Bordanove all'indietro per Luca Santeramo che è rientrato in pista insieme a De Bari, che fa il suo debutto con la maglia del Matera in questa stagione sportiva 2025-2026. All'indietro per Bordanove, quindi quintetto in parte, attenzione, in parte dicevamo cambiato da mister Antezza rispetto a quello che inizialmente è sceso in pista, con appunto la novità di De Bari e poi anche di Corrado. Avanzano i ragazzi del Sarzano con Vanello all'indietro per Perroni, rispogliati Vanello, Perroni, per il numero 8 Andreani, suo il tiro al 12º, terminato di poco alto sulla traversa della porta difesa da Marinon, intercetta il Matera e si riparte con Santeramo, servizio, attenzione, per il numero 9 De Bari, che non sfrutta questo veloce contropiede e adesso è l'arbitro che fischia una punizione quando sono 2 i falli commessi dal Matera e 0 ancora quelli del Sarzano. Santeramo
De Bari per Santeramo. Bordanove. Santeramo. Tiro da fuori di Santeramo. Si spegne di poco alla destra di Perroni. Ancora Andreani bloccato da Marinoni. Santeramo. Ferrari. Bordanove. Tiro di Bordanove fuori dallo specchio della porta difesa da Alessio Perroni. 7 minuti e 23 ancora da giocare in questo primo tempo. 1-0 il risultato parziale. Rispogliati per Perroni, servizio lungo dall'altro lato di Perroni per Vanello, ma l'arbitro fischia una punizione a favore del Matera e c'è Corrado che si accinge a battere questa punizione, che sarebbe il primo fallo per il Sarzana contro i 3 del Matera. Santeramo. Bordanove. Vanello. Braccato da Corrado. Ma riesce a servire, attenzione, Rispogliati. Ed è attento Marinon. Dall'altro lato è Santeramo per Corrado, nulla di fatto. Poi Bordanove con una bordata da centrocampo, fermata dal portiere ospite. Ancora Matera con De Bari bloccato dall'altro numero 9 Vanello. Poi c'è Santeramo per Bordanove, Santeramo, Bordanove, Corrado, all'indietro per Santeramo. Poche soluzioni in questa fase, ma è Matera che avanza ancora con De Bari, fermato dalla difesa ospite con Perroni che va al tiro, intercettato da Bordanove. Poi c'è Rispogliati a lungo di quest'ultimo e poi il tiro facile, e quindi facile anche la risposta di Marinoni. Santeramo per Bordanove. Santeramo per il 66 Bordanove. Santeramo attende l'arrivo dei compagni, avvicinarsi soltanto Bordanove, che viene comunque redarguito dall'arbitro, e quindi time out richiesto dalla panchina del Sarzana, quindi con il Matera che è in vantaggio per 1-0 in virtù del gol di Giudice al 6° minuto del primo tempo. Poi due occasionissime ancora della Newcore Matera che sono state bloccate dal Legno, la prima la traversa e la seconda il palo, su conclusioni entrambe di Piozzini, il capitano. Per invece il Sarzana l'azione più ghiotta e più nitida da gol è stata quella di Andreani, con il tiro che è terminato di pochissimo alto sulla traversa della porta difesa da Marinoni. Per il resto è una partita abbastanza corretta. Quattro sono i falli del Roller Matera contro 1 commesso dal Sarzana. Si ritorna in pista
con una punizione appunto per un fallo commesso prima del time out da parte di Bordanove, e quindi si riparte con Rispogliati per Perroni, lungo ma intercettato da Santeramo, e poi ancora Matera con Corrado, anzi con Giudice, Bordanove per De Bari, per Santeramo, il cui tiro viene intercettato. Si riparte con il Sarzana dall'altro lato e il capitano viene bloccato da De Bari. Servizio per Bordanove, all'indietro per Santeramo, Bordanove, tiro di Bordanove e gol di Bordanove! Gol di Bordanove, bellissima conclusione, violenta, a cui niente ha potuto il portiere ospite, quindi Bordanove porta sul 2-0 il club di casa. Un tiraccio di Bordanove molto forte che ha sorpreso letteralmente Alessio Perroni e ha regalato alla Roller Matera il 2-0 a 4 minuti e 27 dalla conclusione della prima frazione di gioco. Adesso c'è una punizione per il Sarzana con il capitano Pistelli vicino al pallino. Servizio per Perroni, il cui tiro viene bloccato da Marinon e si riparte con Bordanova all'indietro per Piozzini, che ha fatto il suo ritorno in pista, servito da Santeramo, anzi da Giudice, poi c'è Santeramo che appunto serve Piozzini. Tiro fuori bersaglio, ancora Piozzini, ma viene intercettato dal capitano. Servizio del capitano per il numero 8 Andreani, che va in gol, ma l'arbitro un attimo prima aveva fischiato la interruzione della partita, quindi gol chiaramente non valido. Santeramo per Giudice, Bordanove, Giudice, Bordanove, Piozzini, Santeramo, al servizio al centro per Piozzini e mette finalmente il pallino alle spalle del portiere Perroni. Dopo 2 legni arriva finalmente il gol per il giocatore materano, quindi che mette a punto il tris. Quindi dopo 2 gol mancati, questa volta il pallino è entrato alle spalle di Perroni, quindi 3-0 per il club di casa a 3 minuti dalla conclusione del primo tempo. Piozzini serve Bordanove, Giudice per Piozzini, Santeramo, Piozzini, Giudice, avanza Giudice, prova il tiro e attento Perroni, ripartono gli ospiti con Rispogliati, servizio per il numero 8 Andreani che viene fermato e ancora Matera dall'altro lato, non arriva a Bordanove ma ripartono gli ospiti con il capitano, poi Rispogliati, va al tiro parato da Marinon. Santeramo, 2:45 ancora da giocare, Santeramo rallenta un po' in gioco, poi a servizio per Piozzini, cerca il tiro, è pronto il guantone di Perroni e pallino che va fuori. Piozzini per Santeramo, all'indietro per Giudice, Ferrara, Santeramo, Piozzini, Santeramo,
Giudice evita un avversario, non evita il secondo, però recupera la sfera e quindi prova a impostare un nuovo gioco offensivo per la Newco, all'indietro per Ferrara, all'indietro per Piozzini, poi Santeramo, Piozzini, avanza Piozzini dietro la porta, attende l'arrivo di qualcuno, serve Ferrara, Santeramo, tiro dalla distanza bloccato da Perroni. Si riparte con il club ospite e Andrea Perroni che va al tiro bloccato da Santeramo. Si riparte con Ferrara per Piozzini, evita un avversario con un giro, serve Ferrara, Santeramo, Piozzini, 1:14 alla conclusione del primo tempo. Piozzini, Giudice, tiro di Ferrara bloccato da Perroni. Attenzione a Sarzana che va in rete, quindi accorcia le distanze Sarzana con il suo capitano, il numero 18 Pistelli. Quindi a meno di un minuto dalla conclusione del primo tempo il Sarzana ha accorciato le distanze con Pistelli al termine di un veloce contropiede. Matera con Santeramo, tiro da fuori che non ha nessuna pretesa. Ancora Sarzana con Perroni, recupera tutto Piozzini, servizio per il numero 7 Giudice, Ferrara, Piozzini, Giudice, Ferrara, Santeramo. È un Matera che sta dimostrando un ottimo gioco, dicevamo appunto in anteprima di match che Matera ha disputato in questa stagione, questa nuova stagione sportiva, un ottimo girone di Coppa Italia, imbattuto in Matera, quindi ha chiuso a punteggio pieno e in questo istante termina il primo tempo con il club di casa, la Newco Roller Matera, in vantaggio per 3-1 in virtù dei gol di Giudice al 6° minuto e poi il 2-0 di Bordanove al 21° e il 3-0 di Piozzini al 22°, poi è arrivato al 24°, quindi in chiusura il gol del Sarzana con il capitano Pistelli per il 3-1 e noi ci congediamo temporaneamente, ci sentiamo all'inizio del secondo tempo.
È tutto pronto per l'inizio del secondo tempo qui a Matera, alla Tensostruttura di Matera, con Corrado. Mister Antezza ha schierato Corrado, Bordanove, Piozzini, Santeramo e in porta Marinon. Si parte. Santeramo, Bordanove, Piozzini, Bordanove, Santeramo, Piozzini, Santeramo, avanza Santeramo, serve Bordanove, Piozzini, Bordanove, non arriva Piozzini e si riparte con il Sarzana. Servizio, è grandissima la respinta di Marinoni su Andrea Perroni. Quindi subito una chance per il Sarzana. Corrado per Santeramo, è infallibile, come dicevamo nel primo tempo, infallibile il suo tiro dalla distanza. Gol del giocatore numero 2 materano, che porta a 4 il conto delle reti per la New Coroller Matera, con uno splendido tiro dalla distanza, sorprende Perroni, quindi 4-1. Gioco fermo.
E si riparte adesso con una punizione per la squadra ospite. Rispogliati, tiro, si spegne di poco alla sinistra di Marinon, ma è ancora Matera con un tentativo di tiro da parte di Gadaleta che viene bloccato e si riparte dall'altro lato con il Sarzana, altrettanto fermato dalla difesa materana, con Santeramo adesso che imposta nuovamente l'azione offensiva per il club materano. Piozzini, Gadaleta per Piozzini, Santeramo, Santeramo attende qualche compagno ma decide poi di servire all'indietro a Gadaleta, tiro di Gadaleta intercettato e poi non è facile il controllo per Piozzini, quindi c'è un fallo fischiato alla formazione ligure e Santeramo per Piozzini, Santeramo, giudice, finta il tiro, poi serve Piozzini, il cui tiro termina di fuori di poco. E adesso vediamo il Sarzana in fase di attacco con Rispogliati, servizio per il capitano, all'indietro poi per il numero 46 Perroni. Piozzini, Santeramo non acciuffa la sfera e quindi è Sarzana che rimposta un'azione pericolosa. Bloccato il tutto da Santeramo, poi serve giudice, fermato anch'esso dal numero 5 Rispogliati, avanza, evita l'avversario, va al tiro ma è facile la respinta di Marinoni. Gioco interrotto quando mancano 15 minuti e 15 secondi alla conclusione di questo incontro. 5-1 il risultato parziale in favore della Newco Roller Matera. Pistelli prova a servire Rispogliati, non ci riesce, ripartono i padroni di casa con il numero 9 De Bari, servizio al centro dove, attenzione, intercetto di De Bari per giudice che va al tiro e viene fermato da Perroni. Dall'altro lato è invece Gadaleta che ferma il capitano e fa ripartire il suo compagno giudice, viene altrettanto bloccato. Gadaleta intercetta un tiro ma poi il pallino sfila dove c'è Rispogliati che fa ripartire i suoi, perde la sfera Andreani e la recupera il Matera. Adesso c'è Santeramo che mette un po' di calma, serve il numero 7 giudice, poi Santeramo, giudice, Santeramo per De Bari ma troppo lungo e quindi c'è Pistelli. Farina è entrato in pista, avanti il Matera con giudice bloccato dalla difesa ospite, quindi si riparte con il capitano Pistelli, servizio per
Attenzione, il numero 8 Andreani, ma è presente Marinon, quindi stop dell'estremo difensore materano e nuova ripartenza per il club di casa con De Bari e gol! Un bellissimo gol di Gadaleta per il 6-1. Quindi anche lui quest'oggi mette la firma sull'incontro. 6-1 sul servizio di De Bari. Gadaleta ha piazzato il colpo alle spalle di Alessio Perroni. Quindi per il Matera in rete Giudice, Bordanove, Piozzini, Santeramo, Piozzini e poi Gadaleta per il 6-1. La rete invece ospite è stata messa a segno da Pistelli al 24esimo del primo tempo. Sarzana con Andrea Perroni, poi Farina, Perroni, tiro da fuori, facile la risposta di Marinon. Santeramo, troppo lungo per Ferrara. Sarzana intercetta Gadaleta. Santeramo, Ferrara per Gadaleta, atterrato Perroni per il nono fallo materano e si riparte con il Sarzana. L'arbitro fischia l'interruzione del match. Santeramo, Gadaleta lunga per Ferrara che comunque recupera il pallino e serve lontano De Bari che però fa uscire la sfera fuori dalla pista, quindi si riparte con una rimessa per il Sarzana. Servizio lungo per Andreani. Santeramo gli fa la guardia. Andreani preferisce servire all'indietro il capitano Pistelli, poi ancora Andreani, intercetta tutto Santeramo e riparte. Serve il numero 9 materano che va al tiro De Bari ma non ha fortuna. Poi c'è Ferrara a disturbare Perroni che però riesce a servire il capitano numero 18 Pistelli dietro la porta del Matera. Ancora il Sarzana con un tiro telefonato di Andrea Perroni e Santeramo recupera tutto e fa ripartire i suoi con Ferrara che si accingeva a tirare ma è stato poi bloccato dalla difesa ospite. Adesso è ancora Matera con attenzione, ottima conclusione di Ferrara sul servizio di De Bari e il portiere ci ha messo il guantone e ha evitato il settimo gol per il Matera. 10:56 ancora da giocare.
Sarzana fermata da Santeramo, Andreani, Santeramo serve Ferrara per De Bari, Santeramo, Ferrara, Gadaleta, Ferrara, Santeramo, Ferrara. Bel servizio per Gadaleta che viene recuperato. Si riparte con il Sarzana e con Andreani che imposta l'azione di attacco. Servizio all'indietro per Farina. Pistelli inciampa ma resta in piedi e quindi serve Andreani. Peroni, Farina, Pistelli, evita, anzi non ci riesce, e Gadaleta che avanza, Gadaleta davanti a portiere, mette il pallino in porta per il settimo gol Materano. Quindi ottimo contropiede sfruttato dopo un errore della formazione ligure, e Gadaleta in contropiede è stato implacabile, quindi settimo gol per il club di casa. Settimo gol per la formazione appunto di Mister Antezza, con un velocissimo contropiede messo a segno da Gadaleta. E Matera ancora in avanti con Santeramo che serve all'indietro. Gadaleta evita il numero 18 Pistelli, pallino ribattuto e quindi c'è Sarzana che cerca di appungere, praticamente cerca la conclusione con il numero 9 Vanello. Tiro che è terminato alto sulla traversata dalla porta difesa da Marinon, e poi c'è nuovamente Ferrara che avanza, prova la conclusione, nulla di fatto. Rispogliati, Farina, rispogliati a fianco a sé Farina, lo serve il cui tiro però non è non suscita pensieri a Marinon. Ancora il Sarzana, ma è ancora in Matera che fa buona difesa con Ferrara. Servizio per Santeramo. Ferrara. L'arbitro fischia una punizione a favore del Sarzana. Vanello, nulla di fatto. Gadaleta nel frattempo è uscito Santeramo. Al suo posto è entrato Giudice. Conclusione di Perroni bloccata da Marinon. Gadaleta per Ferrara. Avanza il giocatore materano e va al tiro. Una legnata di Ferrara. Tiro molto forte e time out chiesto dal club Lucano. Quindi Matera che è in vantaggio. Matera che è in vantaggio per 7-1. Mentre Mister Antezza fa fare l'esordio in campionato anche per il numero 89
Pontrelli, che prenderà il posto di Marinon tra i pali del club biancazzurro. Quindi esordio ufficiale anche per il numero 89 in questa stagione sportiva 2025-2026, campionato di Serie A2 Girone B, che vede in questa prima giornata a 7 minuti ancora da giocare il club di casa, la New Roller Matera, in vantaggio per 7-1 contro l'Hockey Sarzana. L'Hockey Sarzana che con Rispogliati prova a impostare una nuova azione offensiva. Vanello per il capitano, poi Vanello disturbato da Corrado, intercetto di Gadaleta e quindi si riparte con Giudice al centro per Corrado, ma viene intercettato anch'essi. E Farina a suo fianco Ferrara che recupera la sfera, avanza, attenzione, e perde il momento opportuno per tirare, ma è ancora sfera in possesso del club di casa con Gadaleta che cerca il tiro dalla distanza, pronta la risposta del numero 1 Alessio Perroni. Poi c'è ancora Ferrara, cerca il tiro e ne esce un assist per Corrado che non viene però sfruttato. Ferrara, Giudice, al centro per Gadaleta, nuovo legno per il club di casa. Quindi terzo legno, 2 pali e una traversa colpite dal Roller Matera. I primi 2 di marca Piozzini e poi l'ultimo di poco fa, centrato da Gadaleta, ancora Matera, e fallo commesso su Corrado, quarto fallo di squadra per il Sarzana. Ferrara, Corrado non viene servito, c'è la ripresa di Rispogliati, il servizio per Farina e la risposta di Pontrelli che nega il gol al Sarzana. Matera ancora con una conclusione molto forte di Gadaleta, con una risposta altrettanto bella di Alessio Perroni. Ferrara evita il capitano, il numero 18, ma nulla di fatto. Ancora Sarzana avanza con Perroni, nulla di fatto anche dal lato ospiti e nuovamente Matera con una bella conclusione non precisa però di Ferrara. Sarzana, avanza Andrea Perroni, tiro di quest'ultimo e la risposta di Pontrelli. Ancora Matera dall'altro lato con Ferrara, tiro bloccato dalla difesa da Rispogliati. Gadaleta serve Giudice, Ferrara, intercettato il passaggio da Vanello. Gadaleta, Perroni, Giudice, Ferrara, Giudice, Gadaleta,
dove non c'è nessuno. 3:30 ancora da giocare. Attenzione, è Ferrara che prende il pallino e serve Gadaleta. Non arriva il servizio per Giudice che viene anticipato, e dall'altro lato c'è il tiro di Vanello che si spegne alla sinistra della porta difesa da Pontrelli. Gadaleta, Corrado, Ferrara, Gadaleta, tiro da fuori deviato dal numero 46 Andrea Perroni. Entra in pista Andreani. Tiro di Gadaleta bloccato dalla difesa ospite, e ancora Gadaleta che va a dar fastidio a Rispogliati in un'azione d'attacco del Sarzana, ancora in possesso di pallino con Rispogliati, poi Perroni, Rispogliati, anzi no, il capitano Pistelli. Attenzione per Perroni, ottima la risposta dell'estremo difensore materano che non si lascia ingannare, e attenzione, e mantiene inviolata la porta biancazzurra. Contropiede con Ferrara, tiro molto forte, ma non preciso, e quindi si riparte con il Sarzana. A terra Pistelli, non viene fischiato fallo per il Sarzana, quindi si riparte con il Matera e con Ferrara che serve Giudice, tiro di Giudice bloccato da Alessio Perroni. A 1 minuto e mezzo dalla conclusione di questo incontro. Attenzione a Pistelli che viene bloccato da Gadaleta, e nuovo contropiede per il Matera con Ferrara che va al tiro, conclusione stoppata da Perroni, diverse volte chiamato in causa in questo secondo tempo dai giocatori materani, che fanno ottima guardia in questa circostanza con Ferrara che recupera in difesa e adesso prova a far ripartire i suoi. Dall'altro lato all'indietro servizio per Gadaleta, poi c'è Giudice bloccato da Sarzana, da Rispogliati, quindi c'è Gadaleta che serve Corrado. Ferrara bloccato ancora una volta da Perroni. 36 secondi alla conclusione del match. Il capitano Pistelli, Perroni finta il tiro, poi serve Andreani che non ha fortuna, ed c'è Gadaleta che fa ripartire i suoi, poi Giudice avanza, prova a sfruttare gli ultimi 15 secondi, vede il tabellone, serve il suo compagno Ferrara per proprio Giudice che va al tiro, viene fermato da Perroni, e in questo momento si chiude questo primo incontro del stagione 2025-26, quindi prima di campionato, che vede uscire vittoriosi dalla pista della Tensostruttura di Matera i giocatori della New Core Roller per 7-1 contro il Sarzana, quindi Sarzana sconfitto per 7-1 alla conclusione comunque di un match giocato a viso aperto da entrambe le formazioni. Festeggiano i giocatori di casa, ma comunque al di là del risultato negativo
Va fatto anche un applauso al Sarzana per il buon gioco fatto vedere qui a Matera. Quindi il club di casa mette in cassaforte i primi 3 punti della stagione e Lorenzo Tortorelli vi saluta e vi dà appuntamento ai prossimi incontri qui alla Tenso Struttura di Via dei Sanniti di Matera. Una buona serata.